Scendono i dati dell'emergenza coronavirus in Veneto, con la sanità che può finalmente respirare. Quel che preoccupa la regione è in questo momento un indice di contagio di poco inferiore a 1. I numeri che la nostra prevenzione ci ha fornito sono un RT del 0,95, incidenza 97 su 100.000 abitanti, quindi questo è un numero buono, e l'occupazione ospedaliera 15% sia per le terapie intensive, il 15% anche per l'area non critica. Sapete che lì il delta è 40% per l'area non critica e il 30% per le terapie intensive. Mentre il dato, e lo diceva adesso sentendo anche il professor Pallù, dell'RT è un dato che ci preoccupa. Per evitare che questa situazione si trasformi in una nuova ondata o in una recrudescenza di focolai, sarà necessaria la massima attenzione da parte di tutti i veneti verso i comportamenti più virtuosi: mascherine, igienizzazione delle mani e distanziamento sociale. Ma sul piatto ci sono già le variazioni che le regioni hanno proposto al governo, prima fra tutte lo spostamento del coprifuoco. Aumentare di un'ora il coprifuoco, quindi arrivare fino alle 23, la riapertura non in luglio ma dal 1° giugno dei parchi tematici, di tutto quel comparto che era previsto il 1° luglio, l'indicazione di riapertura anche rispetto alle piscine all'interno che non sono previste da nessuna parte, il discorso di chiarire tutta la partita del wedding, degli eventi che non è inserito, la possibilità della ristorazione all'interno.